Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Arriveranno i commissari a Tremestieri e Tneo, comune sciolto per mafia, con l'ex sindaco Rando condannato a 8 anni per voto di scambio. Giovanni Burtone della Commissione Antimafia Siciliana è un segnale concreto contro Cosa Nostra. La mafia non deve passare. A Trapani, sospensione per 60 giorni del direttore generale dell'azienda sanitaria Croce. 3.300 esami istologici accumulati e non refertati, 206 pazienti con tumori diagnosticati in ritardo. Un altro caso simile per una gastroscopia denunciato a Ragusa. Sciopero dei metalmeccanici per il contratto, in migliaia alla manifestazione di Priolo Gargallo nel Siracusano. Al porto di Catania una via crucis dei lavoratori. L'arcivescovo Renna, preoccupato per le tante povertà nei nostri territori, invoca volti nuovi in politica e più spazio per i giovani, chiamando alla responsabilità anche i cattolici. Sempre a Catania, disabili costretti a percorsi a ostacoli in pieno centro, tra stalli occupati da furgoni che scaricano merce e marciapiedi invasi dalle auto parcheggiate. Renzi ad Agrigento, i migranti alla deriva in mare vanno assolutamente salvati. La politica, dice, è invece sempre più silenziosa di fronte a un'emergenza in crescita. Cinema, e se Fantozzi, che oggi festeggia i 50 anni, parlasse siciliano? Il suo inventore e indimenticabile interprete Paolo Villaggio aveva radici nella nostra regione. Calcio, il Palermo messo il match alla Rechi contro la Salernitana. Dionisi parla dopo la riconferma in panchina, non sono l'unico responsabile. In Serie C il Catania si prepara con rinnovato entusiasmo al derby di Trapani con il Benevento nel mirino. Bentrovati, arriveranno i commissari a Tremestieri e Tneo, comune sciolto per mafia. Giovanni Burtone della Commissione Antimafia Siciliana dice al nostro TG un segnale concreto contro la mafia. Saltano anche le elezioni amministrative di maggio. Giusy Lazzara. Accertati i condizionamenti della criminalità organizzata, questa la delibera del Consiglio dei Ministri che ha sciolto ieri per mafia Tremestieri e Tneo. Arriveranno a breve i commissari, la loro nomina passa dalla firma del Presidente della Repubblica e avranno 18 mesi di tempo per mettere ordine nell'amministrazione e fare chiarezza su quanto emerso nell'inchiesta Pandora su voto di scambio politico mafioso e corruzione. Solo un anno fa la bufera giudiziaria che aveva costretto a dimettersi il vicepresidente della regione siciliana e assessore all'agricoltura Luca Sammartino della Lega, rinviato a giudizio con il rito ordinario per aver chiesto a 2 carabinieri la bonifica della segreteria politica. Lunedì invece condanna in primo grado a 8 anni per il sindaco di Tremestieri e Tneo Santi Rando per voto di scambio nelle elezioni del 2015. È un momento di emergenza nuovamente in Sicilia, noi stiamo come Commissione Antimafia verificando che la mafia si è rafforzata e torna ad incidere nella diffusione della droga, nelle estorsioni, ma anche nell'inserimento con la pubblica amministrazione, un tentativo che deve essere però subito stroncato. Bisogna dire che non c'è un livello toccato soltanto nelle amministrazioni comunali ma complessivamente nelle istituzioni, quindi quelli regionali, nazionali. Va fatta un'autocritica e va detto con forza che le scelte debbono essere ponderate nel momento in cui si definiscono candidature. Tornare ad un rigore ancora più significativo è una scelta da fare. E a Tremestieri e Tneo non si voterà più per effetto immediato dello scioglimento del Consiglio. Il Comune infatti è stato escluso dalla tornata elettorale del 25 e 26 maggio. E nel mirino del governo un altro comune siciliano, Ramacca, dopo l'arresto del sindaco Nunzio Vitale per voto di scambio politico-mafioso. È stato nominato così il commissario straordinario che dovrà accompagnare l'ente fino alle prossime elezioni. Elezioni che potrebbero slittare anche a Ramacca per un intervento del governo.
Sanità, per lo scandalo Referti, in clamoroso ritardo all'azienda sanitaria di Trapani, arriva la sospensione di 60 giorni per il manager Croce. Il quadro che emerge dalla nuova documentazione inviata al Ministero della Salute è sempre più grave. Laura Spanò. Per il manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, scatterà oggi il provvedimento sanzionatorio che prevede una sospensione di 60 giorni preludio alla sua rimozione. La vicenda riguarda lo scandalo sui referti istologici inviati in ritardo ai pazienti. Ieri sono emersi alcuni passi della relazione dove si evince un aggravamento della posizione del manager con accuse gravissime davanti alle quali Fratelli d'Italia difficilmente potrà ancora tentare la difesa di Croce. Lo scandalo dei referti arrivati in ritardo all'ASP di Trapani si fa così sempre più grave e il quadro che emerge dalla documentazione integrativa inviata al Ministero della Salute ha accelerato la decisione della Regione per sollevare il manager dell'ASP Croce dal suo incarico. La vicenda non è solo politica. Ai 206 pazienti con tumori diagnosticati in ritardo va dato un segnale chiaro. Nessun accordo potrà giustificare il ritardo nei 3.300 esami istologici accumulati e non refertati. La relazione sul caso di Trapani dei tecnici regionale rivela l'inefficienza della struttura che fa i test e sotto accusa è finito anche il monitoraggio non efficace dell'azienda sanitaria trapanese. Intanto prosegue il lavoro dei magistrati della Procura di Marsala che sulla vicenda ha aperto un'inchiesta. E non è finita, aspettare 11 mesi per un accertamento diagnostico. A Ragusa la denuncia del Comitato Civico, articolo 32. Veronica Barbarino. A Ragusa un caso sanitario che accende il dibattito sulle liste d'attesa, lo denuncia il Comitato Civico, articolo 32. Il 17 marzo il signor Giuseppe riceve dal medico di famiglia la prescrizione per una esofagogastroscopia e il medico di famiglia indica entro 60 giorni i tempi di attesa per l'esame. Il signor Giuseppe lo stesso giorno chiede la prenotazione all'azienda sanitaria e riceve l'appuntamento per il 17 febbraio 2026, vale a dire dopo 11 mesi. La risposta dell'ASP ragusana non tarda ad arrivare. Il direttore generale Pino Drago ha definito tali ricostruzioni fuorvianti e immotivatamente allarmistiche, precisando che la prescrizione riguarda un esame di primo livello classificato come differibile dal medico prescrittore, quindi con una tempistica massima di 60 giorni, come si vede nella foto. Aggiunge anche che il tempo medio per la refertazione di un esame istologico presso il proprio servizio di anatomia patologica è di 17 giorni. Qualsiasi tentativo di correlare lo svolgimento della biopsia a un'attesa di 11 mesi è infondato, dice Drago, che ricorda l'esistenza dei percorsi di tutela che garantiscono l'accesso alle prestazioni sanitarie alternative in caso di superamento dei tempi massimi d'attesa. È assolutamente fuorviante la replica dell'azienda sanitaria, pare quasi che siano in uno stato confusionale, perché noi non abbiamo mai parlato di tempi di consegna degli esami istologici. Il caso in questione, dopo aver attivato la giusta prescrizione con carattere d'urgenza, con l'attivazione del percorso di tutela, ha avuto fissato l'esame il 4 aprile prossimo. Incidente mortale questa mattina sulla A20 Messina-Palermo tra Rometta e Milazzo. Un furgone, eccolo qui, è uscito di strada precipitando all'altezza del viadotto Muto. A perdere la vita il conducente, un giovane originario della provincia di Catania. Sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco, come avete visto, assieme al personale medico del 118. Mattinata infernale anche sulla 18 Messina-Catania, dove la presenza di un cantiere senza operai ha creato pesanti rallentamenti nel tratto Giarre-Acireale. Nelle immagini vedete alla sinistra la lunga fila di auto e mezzi pesanti in direzione Catania, infuriati gli automobilisti, vedete come continua ancora la coda, alle prese con quotidiani disagi e restringimenti per lavori in carreggiata che si trascinano da mesi. A Santa Maria di Licodia un uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato di morte l'ex moglie, l'ex suocera e anche i militari intervenuti. Adesso deve rispondere di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
Anche in Sicilia i metalmeccanici sono scesi in piazza per lo sciopero nazionale, in migliaia alla manifestazione di Priolo Gargallo nel Siracusano, con la richiesta di riaprire la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Francesco Aloi. Contratto subito! Contratto subito! Un giorno di sciopero in tutta Italia per accendere un faro sui metalmeccanici, una categoria che da tempo chiede il rinnovo del contratto di lavoro. È una questione di salario, è una questione di industria e di prospettive. Senza il contratto nazionale si sta dicendo che l'industria è morta. I metalmeccanici siciliani sono qui oggi per questo. In Sicilia la manifestazione è stata a Priolo Gargallo, nel Siracusano, un'area scelta non a caso. Qua abbiamo una marea di lavoratori, quindi che non sono diretti legati al petrolchimico, ma tutto quel settore degli appalti proprio del petrolchimico, che quindi viene gestito attraverso ovviamente il contratto nazionale del metalmeccanico. Rinnovo del contratto nazionale significa migliorare le condizioni di lavoro, aumentando i salari, ma anche e soprattutto la sicurezza. Uno sguardo anche alla transizione ecologica, ma sempre tutelando l'occupazione. Noi abbiamo il contratto nazionale scaduto da giugno. Dal giugno quindi, per quanto ci riguarda, i nostri salari si sono fermati a quello che era quella scadenza, l'inflazione è andata avanti e Federmeccanica non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto, anzi ci ha fatto una controproposta proprio per dirci che non vuole farci e non vuole darci più il contratto. In corteo si urla "vogliamo il contratto", ma affinché cambi qualcosa, per loro è necessario anche l'intervento della politica. Giorgia Meloni festeggia ogni giorno un nuovo record, l'ultimo è quello sulla durata del suo governo, ma non fa i conti con i record con cui devono misurarsi le persone in carne ed ossa che parlano di stipendi da fame. Siamo l'ultimo paese del G20 per il potere d'acquisto reale dei nostri salari. È arrivata adesso la dichiarazione del direttore generale dell'azienda sanitaria di Trapani, Ferdinando Croce. Dice: non commento per ora la decisione del Presidente della Regione di avviare il procedimento di decadenza della carica di direttore generale dell'ASP di Trapani, che mi è stata da poco notificata, conferma Croce, con proposta di sospensione. Compirò ogni valutazione in diritto per la tutela della mia immagine, del mio lavoro, della portata delle mie responsabilità. In queste lunghe settimane, dice ancora Croce, ho scelto che al mio posto parlassero gli atti per dimostrare che io ho agito per risolvere problemi ereditati. E c'è ancora un altro passaggio significativo di Croce: ho anche tempestivamente avvisato l'assessorato regionale alla salute, ricevendo, dice testualmente, silenzi e nessun aiuto, fintanto che la vicenda non ha assunto rilevanza mediatica. Così Ferdinando Croce, il direttore generale dell'ASP di Trapani, che è stato sospeso questa mattina. Al porto di Catania una via crucis con l'arcivescovo Renna per condividere le ansie e le speranze del mondo del lavoro. Le tante povertà del nostro territorio preoccupano Renna, che invoca volti nuovi in politica, più spazio per i giovani e chiama alla responsabilità anche i cattolici. Adelaide Barbagallo. Tutti dietro una croce, ricordando le tappe dolorose di Cristo per condividere le ansie e le speranze del mondo del lavoro. Al porto di Catania una via crucis con l'arcivescovo Luigi Renna, con la preoccupazione per l'aumento nel nostro territorio della povertà, per mancanza di salari o per stipendi insufficienti. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, politiche che possano allineare quelli che sono gli stipendi, politiche che possano avere in tempo quelli che sono i contributi statali e regionali per poter far fronte ai pagamenti, perché tante volte non arrivano in tempo. L'arcivescovo auspica volti nuovi nella politica e che ci sia spazio per i giovani. Io ho paura che ci sia un forte riciclo di persone che non si rendono conto di aver lasciato un'eredità che non è sempre quella splendida che magari dicono di aver messo in atto.
che i cattolici facciano la loro parte per un lavoro libero, partecipativo, solidale e creativo. Renna chiude con una frecciata ai partiti che si professano di ispirazione cattolica. La politica che si dice cattolica deve rendersi conto fino a quando affonda le sue radici in quella che è la dottrina sociale della Chiesa e non in una vaga ispirazione cattolica. Da una via Crucis all'altra, si fa per dire, ovvero quella dei disabili costretti a percorsi a ostacoli nel centro di Catania, tra stalli occupati da furgoni che scaricano merce e marciapiedi invasi dalle auto parcheggiate. Tonino De Mana. Lo sai che è uno stallo per disabili questo? Sale frettolosamente, sbatte lo sportello e va via in un attimo. L'autista del furgone che, vedete, aveva appena consegnato la merce in un locale di via Vittorio Emanuele ed era posteggiato, neanche a dirlo, in uno stallo per disabili. È solo uno dei tanti esempi dell'anarchia che regna in pieno centro a Catania, sotto gli occhi di tutti e sotto l'obiettivo di decine di telecamere sulla cui utilità nutriamo molte perplessità. Attorno a Palazzo degli Elefanti è un susseguirsi di violazioni, dagli scooteristi che sfrecciano senza casco e contromano alle auto in divieto d'accesso e sui marciapiedi, rendendo impossibile il transito dei pedoni. Figuriamoci il passaggio di un portatore di handicap alle prese, con un centro storico pieno di ostacoli. Lo trovo sempre occupato. Quindi non riesco a parcheggiarmi laddove dovrei, laddove sarebbe mio diritto parcheggiarmi. Ed io lo porto per fare analisi, lo porto per fare visite, eccetera. E veramente lui rischia di rompersi il femore, di rompersi. L'altro giorno, appunto perché non ho potuto parcheggiare dove dovevo, lui stava scivolando in malo modo ed è stato solo un miracolo, per non parlare di quelli che lasciano le deiezioni dei cani e quindi un disabile con carrozzine. La deiezione ci mette sulle mani, sì, no, con grande senso di inciviltà, devo dire. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 7455 005. Noi vi diamo voce e al tempo stesso esortiamo chi di competenza ad una maggiore attenzione e soprattutto a maggiori controlli. Vuole lanciare un appello ai catanesi? Credo che sia tempo perso, perché sin dall'antichità i catanesi erano conosciuti per essere indisciplinati, sporchi, eccetera. Quindi se in 2500 anni niente è cambiato, se l'immagine il mio appello che effetto fa. Ma noi speriamo naturalmente che prima o poi le cose cambino. Tappa ad Agrigento per Matteo Renzi, che ha presentato il suo nuovo libro Influencer, un incontro che ha unito cultura e attualità, dove il senatore ha affrontato anche il tema dell'immigrazione e dice: i migranti in mare vanno assolutamente sempre salvati. Davide Sardo. Tappa agrigentina per Matteo Renzi, che ha presentato il suo ultimo libro Influencer, un'analisi critica sulla figura politica di Giorgia Meloni. L'incontro, ospitato in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, ha rappresentato un connubio tra politica e cultura, toccando anche temi di grande attualità. Tra questi il fenomeno migratorio, con particolare attenzione agli sbarchi sulle coste siciliane e alle tragedie del mare. Renzi ha ricordato il ruolo dell'Italia nella gestione dei flussi migratori durante il suo mandato, citando l'operazione Frontex, mentre oggi, ha sottolineato, il dibattito politico appare sempre più silenzioso di fronte ad un'emergenza in crescita. Noi dobbiamo evitare che partano, dobbiamo dire che chi arriva deve rispettare le regole, ma nel momento in cui sono in mare le persone si salvano. Questo insegna la cultura di questa terra e più in generale dell'Italia. Quando uno è in mare non lo lasci in balia delle onde, perché la terra siciliana e le persone siciliane sanno che nel nostro DNA ci sono dei valori inalienabili. Nel pomeriggio altre tappe del tour in Sicilia di Matteo Renzi tra Mazara del Vallo, Marsala e Palermo, domani Messina e Catania. Caltanissetta ha sequestrati 100 kg di tabacco da masticare, altamente nocivo per la salute, ma viene utilizzato in India e in Pakistan per rendere sopportabile la fatica del lavoro. Rita Cinardi. Oltre 100 kg di tabacco da masticare privo del contrassegno dei monopoli di Stato e di lecita provenienza è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a seguito di un controllo su un carico di merci che era giunto a Caltanissetta. Le successive analisi hanno consentito di appurare che si trattava di una partita di gutka, comunemente conosciuto come snus, ovvero una tipologia di tabacco da masticare la cui distribuzione e vendita è vietata sul territorio nazionale.
Si tratta di una miscela di tabacco altamente nociva per la salute, diffusa in India e Pakistan per sopportare la fatica durante lo svolgimento di lavori usuranti e intensi. I destinatari dell'intera spedizione erano 2 cittadini bengalesi, titolari di un mini market dove sono stati rinvenuti complessivamente 108 kg di prodotto privo del sigillo dei monopoli, presentati in confezioni da 100 grammi per la vendita, a cui è stato contestato il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il valore di mercato dell'intera partita di tabacco sottoposta a sequestro ammonta a 50.000 euro. Successivamente sarà quantificato ai fini del recupero anche l'ammontare dei tributi evasi. Sono in corso da parte della Guardia di Finanza ulteriori approfondimenti finalizzati a risalire alla filiera di produzione e distribuzione del carico, la cui diffusione sul territorio nazionale ha avuto un significativo aumento. Il tempo oggi, pioggia su tutto il versante tirrenico della Sicilia, anche con temporali, una situazione di estrema variabilità che continuerà anche nel weekend. Francesco Triolo. Se nei giorni scorsi l'ondata di maltempo che interessa da inizio settimana la Sicilia si è concentrata nella zona orientale dell'isola, oggi e per il weekend piogge e temporali si stanno spostando più sul quadrante settentrionale e non a caso la Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino meteo che dispone l'allerta gialla per le province di Messina, Palermo e Trapani, come si può vedere dalla grafica. La previsione è quella di fenomeni anche a carattere temporalesco, in particolare sui settori tirrenici, accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, in particolare di maestrale, che renderà i mari molto mossi, soprattutto il Tirreno. Sul resto della regione il tempo si presenterà un po' più asciutto, ma sempre caratterizzato da spazi soleggiati alternati ad annuvolamenti che potranno causare anche qualche locale precipitazione. Anche le temperature sono destinate a scendere. Già questa mattina la colonnina di mercurio era particolarmente bassa, al di sotto della media del periodo, 12 gradi a Palermo e Siracusa, 11 a Catania, 10 a Messina, 9 a Caltanissetta, 7 a Ragusa, 5 ad Enna, 14 a Trapani e 13 ad Agrigento. Da segnalare possibili fioccate anche oltre i 1600 metri su piano Battaglia. Bisognerà fare pazienza sino alla prossima settimana per vedere alzarsi le temperature. Nel weekend infatti è prevista un'estrema variabilità, con il tempo che soprattutto domenica continuerà ad essere nuvoloso ma senza eventi temporaleschi estremi. Cinema, il film Fantozzi compie 50 anni, ma come sarebbero le celebri frasi pronunciate dal suo interprete in siciliano? Paolo Villaggio, molti non lo sanno, aveva infatti radici nella nostra regione. Eva Spampinato. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 50 anni fa Fantozzi faceva il suo esordio sul grande schermo e da allora gli italiani ebbero un nuovo eroe popolare, anzi un antieroe, con una vita media, un lavoro umile da sfortunato impiegato di una mega ditta, umiliato dai superiori e dai colleghi. Pochi personaggi hanno avuto sulla cultura pop italiana l'impatto che possiamo riconoscere al ragionier Ugo. Non molti sanno che colui il quale dava corpo e voce a Fantozzi, Paolo Villaggio, aveva origini siciliane. Il padre Ettore era un ingegnere edile palermitano, mentre la madre, Maria Faraci, era nata da madre veneziana e padre siciliano. Come umano lei! Ma come sarebbero suonate le sue più celebri frasi se fossero state pronunciate in dialetto? Lo abbiamo chiesto ad un palermitano doc, Totino Lamantia. Ma che cristiano bravo che è Cristo! E per esprimere disappunto sulla famigerata pellicola che il mega capo generale costringeva tutti i suoi sottoposti a vedere? La corazzata Potionchi è una schifia che non ce n'è uguale. Mitica rimane la scena dei supplì, che in Sicilia sarebbero stati arancini o arancine, viste le palermitane origini. Il dottore Fantozzi, tu mangi? Avesse a morire, ma io non stai toccando manco un pezzo di risi l'arancina. Espressioni come mega galattico, tragico, mostruosamente pazzesco, come umano lei, sono diventate parte del linguaggio comune proprio grazie a Fantozzi. Fantastico. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo che prepara la trasferta a Salerno e il Catania galvanizzato verso il derby a Trapani. State con noi. Alessio Dionisi torna a parlare dopo la riconferma in panchina. Non sono l'unico responsabile, ha detto in vista del match che il Palermo giocherà all'Arechi contro la Salernitana. Marco Gullà.
8 partite per riscrivere il copione del campionato. Al momento per il Palermo si tratta di un film horror, ma ci sono ancora gare per trasformare la pellicola della stagione in una favola con il colpo di scena finale. E allora la prima puntata sarà quella di domenica all'Arechi contro la Salernitana, una sfida che arriva dopo la riconferma di Dionisi in panchina. Sono state 2 settimane insomma un po' chiacchierate, un po' movimentate, dico la verità, più all'esterno che all'interno, perché a me quello che mi interessa è vedere la squadra. Io mi identifico nella squadra e la squadra si è allenata bene, questa è la cosa più importante, la cosa sulla quale si deve concentrare. Poi su quello che è uscito sinceramente io ho perso poco tempo, perché ho i miei canali e potrei venire a sapere tutto quello che è successo, ma non mi interessa proprio. Dionisi sembra orientato a confermare in gran parte la formazione che ha perso contro la Cremonese, ma l'assenza di Verre per squalifica apre diversi scenari. Il tecnico rosanero potrebbe proseguire col 3-4-2-1 oppure optare per un 3-5-2 più coperto. Pierozzi rientra dalla squalifica, Di Mariano è recuperato e va verso la convocazione. Out Nicolau. Mette nel mirino il Benevento e si prepara con rinnovato entusiasmo al derby di Trapani. Tonino De Mana. 4 gare, 360 minuti per il rush finale prima dell'appendice dei playoff, dove il Catania conta di arrivare nel miglior modo possibile e quindi in una vantaggiosa posizione di classifica. L'obiettivo è il 5° posto, attualmente occupato dal Benevento, che domenica gioca contro la capolista Avellino, con i rossazzurri che però devono tornare a casa dal provinciale di Trapani con il bottino pieno. Tra mister Bianco e Cibalino, mister Toscano tiene tutti sotto torchio per tenere alta l'attenzione del gruppo, che rispetto alle ultime settimane sembra aver trovato serenità e convinzione. Gli ultimi risultati positivi: il Catania non perde dalla trasferta di Cerignola del 2 febbraio e l'infermeria che si svuota completano il quadro e lasciano ben sperare. Capitolo formazione: questa volta per forza di cose Toscano, per l'occasione squalificato al suo posto Napoli, dovrà cambiare, dal momento che mancherà Di Gennaro, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto giocherà Del Fabbro. In avanti il confermatissimo Gimenez farà coppia con Lunetta, insieme agiranno alle spalle di Montalto, che sembra abbia sconfitto una fastidiosa lombalgia. Ancora out Inglese e Guglielmotti, che torneranno utili probabilmente per i playoff. La sfida di Trapani arriva in un momento delicato per i padroni di casa, che però vorranno onorare al meglio l'anniversario dei 120 anni di storia, prevista una maglia celebrativa. Trapani-Catania verrà trasmessa in esclusiva, in diretta e in chiaro su Telecolor, appuntamento alle 14 con un ricco prepartita, poi il match e il post-match con le voci dei protagonisti, i commenti da studio e i messaggi da casa, per una domenica da vivere tutta d'un fiato. Noi intanto ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.